Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di essere qui con noi, di supportarci anche al nostro ospite Daniele Tronco, ben ritrovato. Ogni tanto ci rivediamo ancora, ci fa molto piacere, segretario generale dello SPI-CGIL metropolitano di Venezia. Allora, con il segretario affrontiamo un tema stavolta localizzato, aperto un'area territoriale peraltro abbastanza vasta, perché è il territorio metropolitano di Venezia, quindi tutta la provincia, i comuni limitrofi, che riguarda le RSA, cioè le case di riposo sostanzialmente, i centri servizi per anziani, che sono molti in tutto il territorio regionale, sono tanti anche nel veneziano, ma c'è una problematica di cui parliamo anche spesso, ma è stato fatto proprio uno studio attento e dettagliato. Qui vedete appunto la distribuzione di questi centri sul territorio, che hanno dei costi che sono diventati sempre più insostenibili per le famiglie. Quindi voi che ci state ascoltando dal territorio veneziano e avete chiesto informazioni per una persona cara, un anziano di famiglia, per ricoverarlo o l'avete ricoverato, sapete benissimo di cosa stiamo parlando. Segretario, allora, innanzitutto cercare di capire perché questi costi più alti da un territorio all'altro, che differenza c'è in termini di servizi, poi sostanzialmente questa indagine che è regionale, è partita quindi dallo SPI regionale, come è andata a fare dei focus territoriali. Quindi voi ne avete discusso il 19 settembre a Mira, tra l'altro, no? L'avete presentato i dati? Sì, a Mirano. A Milano Abbiamo fatto un convegno appunto sulla base di un ragionamento, di un documento che è stato fatto dai sindacati dei pensionati unitariamente, CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP, UILP, che ha preso in esame la situazione delle RSA in Veneto sotto vari aspetti, sia dal punto di vista del costo delle rette, sia dal punto di vista dei servizi erogati, sia come dire, l'impatto che ha questa organizzazione. Bisogna fare una premessa, cioè il tema del e poi noi anche lo motiviamo insomma con i dati veneziani che confermano una tendenza di carattere generale. La popolazione invecchia, c'è una tendenza all'invecchiamento, questo produce due sostanziali questioni. La prima appunto che il rapporto tra anziani e giovani è sempre più sbilanciato e questa è una tendenza che aumenta nel corso del tempo. L'altra parte riguarda i caregiver, cioè le persone che si dedicano, che teoricamente potrebbero occuparsi. Noi abbiamo visto che negli ultimi 10 anni, proprio per effetto dell'invecchiamento della popolazione, il numero dei caregiver si riduce fortemente, si dimezza quasi, perché è molto forte questa tendenza. I caregiver sono le persone da 50 a 70 anni circa che diciamo teoricamente si dovrebbero occupare delle persone più vecchie. È evidente che la tendenza all'invecchiamento della popolazione sposta sempre più, c'è una slide poi che vedremo che lo spiega in modo... Questa cosa qua spinge verso diciamo alla creazione di strutture che dedicate alle persone anziane. Ecco, bisogna sempre tenere presente che in Veneto noi abbiamo 328.000 non autosufficienti che sono over 65, ai quali vanno aggiunti anche i non autosufficienti che hanno meno di 65 anni, cioè pensate tutto il problema dell'handicap sulle persone giovanili, eccetera, quindi sui giovani, ed è il 28% della popolazione over 65 che statisticamente è il punto, diciamo, dove si inizia a definire una persona anziana. Poi noi sappiamo che nella società
Questo adesso si va in pensione a 67 e si ragiona di alzare ancora l'anzianità, però da un punto di vista statistico i 65 sono le persone che cominciano a definirsi anziane. Però nelle strutture, come voi avete sottolineato più volte, ci vanno persone grandi anziani o quasi al limite della non autosufficienza, salvo poche eccezioni, anche per un discorso di come sono strutturate e di posti letto che ci sono e dei costi. Sì, tenga presente che abbiamo detto 328.000 non autosufficienti in Veneto, che è un termine un po' generico, nel senso che si va da una non autosufficienza, definiamola semplice, a essere non autosufficiente grave. Abbiamo 50, mi pare, 34.000 posti nelle RSA. Noi in Veneto oggi disponiamo di 34.000 posti in RSA in 382 strutture, di cui 143 private e 239 private e 143 pubbliche. Già questo, per esempio, con la provincia di Venezia segna una differenza, perché la provincia di Venezia sono 28 strutture private e 10 strutture pubbliche, 30% e quindi ha una tendenza, diciamo... Ma questi 40 centri servizi in tutto sono sufficienti? Secondo noi c'è un tema di numero, però qui bisogna soffermarsi su un punto critico che è nato anche dal riassetto del sistema sociosanitario veneto. Cioè? Noi fino a una certa data avevamo le lungodegenze negli ospedali. Certo, sì, sì. Da un po' di anni, dal 2017-2018, adesso la data precisa non me la ricordo, la Regione ha deciso che chiude i reparti cosiddetti di lungodegenza negli ospedali. Quindi è iniziata una lenta migrazione. Oggi se uno ha una patologia seria ed è molto anziano, te lo dimettano dall'ospedale e dove va a finire? Dovrebbe andare a finire nelle case della salute, che però in Veneto sono ancora di là da venire, e noi abbiamo anche recentemente, la settimana scorsa ricevuto l'appello disperato di 2 famiglie del veneziano, uno nel Veneto orientale e una a Venezia, di persone che hanno questa situazione, hanno l'anziano dimesso dal reparto ospedaliero e che non sanno dove collocarlo, perché poi... Non trovi subito la badante, bisogna avere degli spazi. C'è un messaggio qui a Verona, abbiamo un'emergenza per le RSA per mancanza di infermieri, la situazione è veramente complicata. Sì, altro problema è il personale. Il personale delle RSA, teniamo presente che all'insorgere del Covid si è determinata e si è verificato che nelle strutture ospedaliere il personale era del tutto insufficiente. La Regione emanò una direttiva che sostanzialmente dava la possibilità al personale delle RSA di migrare verso la struttura pubblica per rafforzare i presidi ospedalieri. Ovviamente questo ha generato una carenza nelle RSA, che in moltissimi casi ricorrono a personale che proviene dall'est europeo, che proviene da altre situazioni e soprattutto, adesso qui non abbiamo il tempo di analizzare, ma c'è stata anche una modalità di calcolare i tempi di intervento nelle RSA che riduceva la prestazione verso gli ospiti
perché questo riduceva anche l'impegno, diciamo, tempo, Certo. ma questo ha significato un abbassamento Della del qualità del livello, della servizio. qualità del servizio. In realtà, adesso vedevamo anche prima, no? Una volta si chiamavano case di riposo, Sì. cioè una volta la casa di riposo era per gran parte il luogo dove le persone andavano per passare, diciamo, gli ultimi anni della vita, ma non avevano patologie particolarmente gravi. Erano strutture protette. Erano strutture protette e quindi con un certo servizio. Oggi la stragrande maggioranza degli ospiti in queste strutture hanno patologie serie. Abbiamo un dato sulla demenza senile, per esempio, che è drammatico. Passiamo dal 2015 al 33%, c'è stato un incremento delle persone con demenza senile nelle strutture che è passato dal 33 al 39% nel giro di qualche anno. Non so, qualcuno può anche pensare che ci sia una rilevazione più accurata della patologia, ma indubbiamente questo è un trend che registriamo anche in molti altri aspetti, cioè c'è un aumento delle demenze senili e che pesa poi nell'organizzazione dell'RSA. Quindi noi capiamo anche che c'è un tema che riguarda il personale. Sì, infatti come ho sottolineato è vero, anche la preparazione del personale, perché poi sono strutture che in realtà sono molto delicate per il tipo di patologie, demenza senile, Alzheimer, patologie fisiche, degenerazione di tutti i tipi, quindi è molto difficile. Voi avete fatto, controllando il territorio veneziano in modo particolare, un'analisi relazionata alla demografia e le previsioni, tra l'altro, confrontando i dati Istat del 2001-2024 con previsioni sul 2043. Sì, come le dicevo... sono allarmanti sostanzialmente. Cioè, allarmanti, cioè, l'invecchiamento è un dato demografico oramai consolidato. È bene che ci sia, sì. perché insomma il vivere più a lungo è un dato sicuramente significativo, ma come vedete dal grafico, come si sta spostando l'asse dell'invecchiamento sugli over anziani, cioè su quelli che hanno più di 80 anni, perché oggi non è una roba rara trovare una persona da 90, 100 anni, a volte è una cosa rarissima. No, adesso ne sono tantissimi. Oggi ci sono diverse, si vede chiaramente che la tendenza dell'invecchiamento è, oltre che statisticamente provata, soprattutto nelle società avanzate come le nostre, è un dato significativamente presente nella nostra società. Il grafico lo mostra chiaramente. E qui automaticamente viene da pensare, attenzione, il famoso invecchiamento attivo. Attenzione a cercare di preservarsi nel miglior modo possibile, perché uno arrivato a 80 anni potrebbe averne altri 20. Cioè, proprio ieri siamo stati a Roma a un convegno organizzato da un'associazione molto presente su questi temi dell'invecchiamento attivo. Abbiamo dato anche come un contributo anche noi come CGIL pensionati, perché questa è la frontiera di un invecchiamento che, se è attivo, se è incentivato, sostenuto anche dalla rete sociale, può dare un contributo a ridurre quelle malattie che sappiamo molte sono determinate dalla passività, quindi insomma c'è tutto un tema che coinvolge anche il mondo. Certo che bisogna sostenerli in questi processi, e purtroppo noi vediamo che, per esempio, come sulla non autosufficienza, abbiamo fatto la legge, abbiamo contribuito, abbiamo con il governo precedente portato a casa una legge molto avanzata, ma poi il governo è caduto perché è finita la legislatura.
l'attuale governo non l'ha finanziata, quindi siamo a finanziamenti stabili, quelli che c'erano prima, ma del tutto insufficienti rispetto alla tendenza che abbiamo oggi. Cioè bisogna che il quadro politico prenda atto che l'invecchiamento è un fatto non derogabile, eccetera, e quindi bisogna prendere, come per i giovani, perché Certo, infatti, non sì, mettiamo sì. contro i giovani e gli anziani, No. c'è un tema che riguarda i giovani e c'è un tema che riguarda gli anziani. Torniamo dopo su questi temi e arriviamo anche all'aspetto economico che è cruciale per il vostro territorio in particolare, ma un po' dappertutto, se lo sappiamo, perché poi dipende anche, uno dice sì, ma io la pensione ce l'ho più bassa di uno che risiede a Venezia, per cui per me in proporzione non cambia nulla, verissimo. Di questo parliamo, pubblicità, pochi secondi. Allora, vediamo un po' la situazione degli importi, che questa è un'altra cosa che è, diciamo, preclusiva per molti per entrare in strutture delle case di riposo. Ma capite che con l'innalzamento dell'età e dall'autosufficienza in casa di riposo vanno solo gli anziani ammalati, e di questo le istituzioni ne dovrebbero tener conto. È un dato di fatto, questo sì, senza dubbio, ma forse dovrebbero esserci strutture per non autosufficienti e strutture invece di altro genere, dove le persone hanno una banale, blanda assistenza, insomma, forme di co-housing. Sì, dovrebbero esistere perché non è possibile anche pagare cifre così. Le cosiddette case della salute. Sì. Quando la Regione tolse le lungodegenze dagli ospedali, lo fece con un'idea di creare queste strutture, cosiddette case della salute, che per 30 giorni ti davano l'assistenza e coprivano le acuzie che potevano determinarsi. E dopo? Dopo avevano fissato una tariffa, adesso non mi ricordo, mi pare che siano 30 euro al giorno, che è circa la metà del costo della casa di riposo. Perché allora per 30 giorni, 30 euro al giorno, cominciava a essere già un altro ragionamento. Però non si sono fatte, cioè in Veneto, perché in altre parti, in Emilia-Romagna, in Lombardia, qualcosa si è fatto. In Emilia-Romagna si è fatto molto su questa indirizzo, insomma, perché ci hanno visto lungo, voglio dire. Quindi bisogna avere guardare un po' più in là. Le cifre, vediamo un po' il grafico degli importi. Eccolo qua. Sì, allora, noi abbiamo in provincia di Venezia 2 USL, quindi abbiamo messo le impegnative, le rette con impegnativa di residenzialità, sono che quelle sono viola, 68. quelle sotto. No, quelle sotto sono dell'USL 4. Sono le prime 3 rosa. Ah, ho capito. Sono importi giornalieri, 68,99 euro, mese sono 2.069 euro, anno 25.181, mentre la media senza impegnativa di residenzialità, perché sono 98 euro al giorno, 2.900 mese, 35.000 anno. Nell'USL 4, 67 con impegnativa, 91 senza impegnativa. La media provinciale, per non annoiare, sono 68 euro al giorno e 96 euro senza impegnativa. Bisogna tenere presente che questa indagine, che è stata fatta dalla nostra struttura, dal gruppo di ricerca, è andato a vedere nei siti delle varie residenze gli importi, ai quali vanno aggiunti i servizi accessori, perché sappiamo che quando sei ricoverato c'è il problema della biancheria, della pulizia, biancheria individuale, il parrucchiere, chi ha la fortuna di avere i capelli, eccetera. E sono tutti costi questi che vanno aggiunti a questa. Questa è la realtà, diciamo, veneziana, che è leggermente o anche significativamente più alta della media della realtà regionale. Perché?
Perché? Perché probabilmente c'è una prevalenza di strutture private rispetto alle strutture pubbliche, perché è difficile da dirsi. Fatto sta che noi registriamo che in provincia di Venezia, come abbiamo detto che abbiamo 38 strutture, tenga presente che in provincia di Venezia abbiamo 38 strutture su 44 comuni, Sì. e due strutture sono in via autorizzativa, quindi ne avremo 40 su 44 comuni. Il 20% dei comuni della provincia di Venezia ha meno di 5.000 abitanti. Certo. Tenga presente e quindi siamo in presenza di piccole strutture con numeri limitati e i costi, poi ogni sindaco pensa di fare campagna elettorale offrendo questo servizio, ma che poi non ha la forza di reggersi, o costa tanto, oppure si affida a cooperative, a strutture private per la gestione. Abbiamo anche situazioni di questo tipo. Ecco, la situazione come pensate di affrontarla? Quindi che cosa pensate di Noi fare? pensiamo, tenga presente che a questo grafico qua va abbinato anche il grafico dei trattamenti pensionistici che abbiamo in provincia di Venezia, sì. Perché anche questo è un dato significativo. Noi abbiamo i trattamenti pensionistici, come vedete, la prima colonna sono fino a 500 euro al mese, qui non c'è trippa per gatti, purtroppo non si riesce a pagare praticamente nulla, ma anche l'addensamento più grosso dei pensionati, che va da 500 euro a 2000 euro, 24,99, sì. Che è l'addensamento più grande dal punto di vista numerico dei pensionati della provincia di Venezia, senza l'impegnativa di cura, dà risposte al 3% di questi pensionati, cioè solo il 3% di pensionati della provincia di Venezia senza impegnativa di cura può accedere con le rette che abbiamo visto prima, e come vedete è la parte finale del grafico, che quindi tenga presente, uno, che ci sono, come ho detto prima, i servizi accessori da aggiungere. Due, bisogna riconoscere che magari queste persone sono non autosufficienti e quindi hanno anche un'integrazione che copre, ma per la stragrande maggioranza dei casi il pensionato qui si deve o vendere la casa o cedere la nuda proprietà o ricorrere al reddito dei figli, dei parenti, se li ha e se sono disponibili, o meglio c'è un obbligo anche di legge in questo senso. Se non c'è tutto questo, intervengono i servizi sociali dei comuni sulle spese, ma questa cosa qua ridisegna un futuro complicatissimo, complicatissimo, con le previsioni bassissime. Perché se oggi tenga presente che il pensionato nel momento in cui va in pensione non ha più l'adeguamento della sua pensione come quando lavorava, perché mentre lavorava, se ha la fortuna di lavorare, ha, come dire, un adeguamento contrattuale, eccetera. Quando va in pensione perde questa roba qua, e l'anno scorso con un'inflazione al 6% da metà di questa graduatoria in avanti hanno tolto la rivalutazione o fortemente ridotta, quindi c'è un abbassamento del reddito dei pensionati e si crea la tempesta perfetta, perché si riduce il reddito dei pensionati e si determina le condizioni che ho detto prima. Tenga presente che i pensionati a parità di reddito sono le persone che pagano più tasse di tutti i soggetti, anche dei lavoratori dipendenti, perché mentre il lavoratore dipendente ha le detrazioni o i bonus vari
determinati dalle politiche fiscali del governo, il pensionato non ha nulla di tutto ciò, paga più tasse un pensionato, e tenga presente che l'accumulo durante la vita lavorativa, 43 anni di contributi, ha pagato le tasse per certo. arrivare, non è che gliela regala qualcuno, perché Certo. qualcuno pensa che il pensionato la pensione gliela regali qualcun altro. I pensionati se la sono pagata la pensione con 40-43 anni di contributo. Ma i politici di qualsiasi colore, sai che importa dell'invecchiamento? Tanto loro andranno in pensione e invecchieranno con delle pensioni e assicurazioni con cui potranno permettersi qualsiasi assistenza. Di cosa stiamo parlando? Ma io, guardate, sì, so di cosa si sta parlando, ma qui il problema è di carattere generale. Non risolviamo con qualche migliaio di deputati onorevoli, a parte che non condivido una polemica qualunquista su questo tema, perché il tema vero è che noi siamo in presenza di un fenomeno sociale di portata storica e di prospettiva, e quindi dobbiamo, da questo punto di vista, il mondo della politica, anche se prende quei soldi là, e se si fa le pensioni, ma deve fare le leggi che devono tener conto di questa dinamica demografica, che è una dinamica. Prima che diventi un'emergenza grave, insomma, bisogna assolutamente intervenire. Bisogna intervenire, tenga conto che molti anziani svolgono quelle funzioni sociali, di welfare sociale, che non vengono più svolte dallo Stato, quindi curano anche in molti casi i giovani fanno i figli perché hanno i padri che diventano nonni e che possono governare, decidono se fare figli o non farli. A seconda se c'è il nonno oppure se il nonno, perché i servizi sociali nella nostra società sono abbastanza cari dove ci sono. Assolutamente, guarda Daniele Tronco, grazie mille di averci dato questo spaccato e questo quadro anche generale che è molto interessante, su cui bisogna naturalmente far riflettere le istituzioni perché possano fare qualche cosa. Buon lavoro, speriamo di vederci anche presto. Va bene, grazie cari telespettatori di averci seguito e ci vediamo noi presto, ugualmente.